C'entro anch'io, c'entro anch'io. Ben ritrovati a Centro Anch'io, dal piazzale della locomotiva vi raccontiamo oggi questa lastra con pavone molto bella conservata nel museo di San Salvatore Santa Giulia. La lastra con pavone, datata alla seconda metà dell'VIII secolo, di forma trapezoidale, è decorata con grandissima abilità tecnica da un bassorilievo avente come protagonista un pavone. La lastra faceva probabilmente parte dell'apparato decorativo che ornava la basilica di San Salvatore e ad essa vengono tradizionalmente associati altri due. Entrambe dovevano ornare le scale d'ingresso all'ambone, il pulpito da cui si leggevano i Vangeli. Si ipotizza in particolare che la prima, elegante e tecnicamente perfetta, dovesse essere rivolta verso la platea dei fedeli, mentre la seconda, meno precisa, verso la parete o il clero. Anche oggi siamo alla gioielleria Bertarini in via Moretto 74D, proprio a 2 passi da piazzetta Sant'Alessandro, e chiediamo questo: Zuc de ma, Zuc de villa. Clara, un po' in imbarazzo di fronte alle telecamere sta signora, eh? Sempre il contrario solitamente. Vi guardo sempre, sappiatelo. Ci fa piacere, anche noi vediamo sempre in piazza con noi. Grazie. E ne rimaniamo estasiati. Basta, je de ma, je de villa, cara Clara, ovvero? Beh, io sono gardonese valtrumpina, quindi il dialetto lo conosco bene. Gioco di mani, gioco da villani. Te lo dicevano quando eri ragazzina, je de ma, je de villa. Sì, oppure Zolema dal bank, una cosa del genere. Sì, gioco di mani, io sono assolutamente convinta. Le mani vanno tenute al loro posto. Allora, lato inedito di Clara Camplani. Che bimba eri? Eri vivace, buona, mansueta. Che ragazzetta eri? Vivacissima, già a 8 anni lavoravo per una radio G a Gardone, e il mio sogno era quello di lavorare in televisione. A 8 anni? Sì, a 8 anni facevo Disco Baby a Radio G Gardone Valtrompia, no, pensate. Me la diceva sempre mio papà, quindi gioco di mani, gioco di villani. E qual è il gioco di mani? Cioè? Allora, cioè il gioco di mani nel senso usare la violenza non porta a niente, cioè la violenza non è una cosa giusta in pratica. Quindi nel suo piccolo il dialetto in questo può insegnare. Sì, assolutamente. Grazie. Grazie a voi. Allora Camelia, senti, tu sei di Brescia? No, sono di Torino. Ah, di Torino, mannaggia. Vabbè, io ci provo lo stesso, cioè Ok. ci provo nel senso a dirti il proverbio e non pensare male. Zuc de ma, zuc de villa, capisci qualcosa? No, l'unica parola che posso conoscere è ma, perché Cos'è? sono le mani. È sulle mani, tu le mani tra l'altro le usi anche bene, eh? Perché chi non lo sapesse, Camelia è portiere della squadra del Brescia Calcio femminile. Sì, E congratulazioni, grazie mille. i risultati ottenuti, state andando alla grande. Sì, per il momento sì, stiamo facendo bene. Bisogna usare le buone maniere e insegnarlo fin da piccoli ai bambini, così che... Che brava, e anche a te lo dicevano, tu che bimba eri? Che bimba sei, perché insomma pochi anni eri bimba ancora. Credo e spero di essere stata una brava bimba, educata, spero, ecco. Je de ma, je de villa, è un ammonimento questo più che un proverbio, eh? Quante volte anche i nostri nonni o i nostri genitori ce lo hanno ripetuto: gioco di mano, gioco di villano. Quindi si gioca sempre, ci si diverte con le mani al proprio posto. Noi la usiamo soltanto per salutarvi e darvi l'arrivederci. Grazie.